Schianto di Musile è costato la vita ad una 18enne trevigiana, restano gravi le condizioni del fidanzato in rianimazione, la vicinanza dello scrittore Hervas alla famiglia Antonello e al papà del ragazzo Franco. Drammatico schianto ieri sera in autostrada A4 all'altezza di Cessalto, coinvolte 2 auto ed un furgone, perde la vita un 36enne veneziano in gravi condizioni al Cafoncello, un bambino di 7 anni. 14 richiedenti asilo trasferiti giovedì da Treviso a una struttura di accoglienza a Saletto di Breda, al loro arrivo la brutta sorpresa, niente luce, gas e acqua. Escalation di furti in casa a Treviso, il prefetto Laganà: intensificheremo i controlli, il sindaco Conti: in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza. Notte di paura a Cordignano, una banda fa esplodere il bancomat nella centralissima piazza del paese, banditi in fuga ad alta velocità con i soldi. Spacciavano marijuana, giovani anche minorenni, i carabinieri di Castelfranco arrestano una coppia di ventenni. Questa sera dalle 21:15 il documentario Veneto in ginocchio, realizzato dalla nostra emittente, voci, racconti, immagini e suoni dei giorni terribili della tempesta Baia. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete sentito in primo piano, la cronaca: schianto a Musile di Piave, 2 famiglie distrutte dal dolore, quella di Giulia Zandarin, 18 anni, morta nel tragico incidente di giovedì notte, e quella di Alberto Antonello, che sta combattendo fra la vita e la morte all'ospedale di Mestre. Fulvio Hervas, scrittore che da anni conosce la famiglia del ragazzo, dice: andrò domani ad abbracciare Franco, non ci sono parole. Una tragedia immensa dove le parole lasciano spazio solo al dolore. 2 famiglie distrutte, quella di Giulia Zandarin, appena 18 anni, morta sul colpo e nello schianto di giovedì notte, e quella di Alberto Antonello, 19 anni, che sta combattendo all'ospedale di Mestre, dove si trova nel reparto di rianimazione. 2 giovani come tanti, una serata con gli amici, l'allegria e la spensieratezza di questa età. Ho visto Alberto e anche la Giulia, l'ho visti alla Mostra di Venezia, quindi avevo l'immagine nella testa, è stata una cosa tremenda, quindi adesso domani torno e proverò a fare un salto a Franco e vedere com'è la situazione. La famiglia di Alberto era nota perché il papà Franco aveva deciso di portare l'altro figlio più grande, affetto da autismo, in un viaggio in America in moto. Un'esperienza che era stata raccontata in un libro scritto da Fulvio Hervas, Se ti abbraccio non aver paura, e in un film di Salvatore, Tutto il mio folle amore. Proprio Hervas ci parla della famiglia Antonello già provata nella vita. Assolutamente sì, dice veramente che la vita è una lotteria che ha pochissimi numeri e sceglie sempre sulle stesse persone. Insomma, voglio dire, più di così in una vita cosa deve trovare, che cosa ancora deve essere testato, no? Quindi insomma, grande dolore, grande amarezza, ma naturalmente per tutte e 2 le famiglie. Una società, questa, spiega Hervas, dove sempre di più si è portati a correre, una società che ti spinge ad avere sempre più adrenalina. Secondo me qui dobbiamo rallentare, nel senso che c'è una società che ci educa a correre in tutti i sensi, e queste generazioni correvamo anche noi, non avevamo un motorino. Qui il problema è che tutto è diventato così veloce che anche il rischio di vita è diventato maggiore. Non ci sono parole per una tragedia così grande. Ma tanto un abbraccio, se riesco a vederlo, che non sia solo, perché insomma Franco abbiamo condiviso non solo storie, affetti, abbiamo condiviso raccontare la vita, insomma, molte cose. Lo abbraccio e non si dice altro, in questo momento bisogna fare i mammiferi che trasmettono calore, poi vedremo dopo che cosa succede. Violento scontro ieri sera intorno alle 23:30 lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Donà, coinvolte 2 auto e un furgone, a perdere la vita un 36enne di Mira, ferito gravemente un bambino di 7 anni ricoverato al Cafoncello di Treviso. Secondo una prima ricostruzione fornita da Autovie Venete, un'auto avrebbe toccato prima il guardrail laterale, poi sarebbe carambolata al centro della strada e quindi sarebbe stata centrata da un furgone. Nonostante i soccorsi sanitari intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo che si trovava al volante di una delle 2 auto coinvolte. 14 richiedenti asilo trasferiti da Treviso ad una struttura di Saletto di Breda, al loro arrivo la brutta sorpresa: niente luce, acqua e gas. Non c'è luce, non c'è gas
anche qua non c'è acqua calda, niente di qua. Saletto di Breda di Piave, via Bovon. Da giovedì un gruppo di 14 migranti è stato spostato qui da Treviso, dai centri di accoglienza di Civico 1. Dal 31 ottobre sono infatti state svuotate le strutture gestite da enti e associazioni che hanno deciso di non partecipare al nuovo bando indetto dalla prefettura, ma i richiedenti asilo hanno trovato al loro arrivo una brutta sorpresa: niente luce, gas, acqua, nottate al freddo e niente acqua calda. Acqua calda è solo acqua fredda. Il riscaldamento? Niente qua. Noi possiamo lavare di acqua fredda perché adesso sai che è freddo. Noi dobbiamo vivere fino al lunedì senza doccia. Io voglio continuare la mia scuola, ma loro mi hanno portato qua, veramente mi diceva per stare qua, per voler stare a Treviso per continuare la mia scuola. Io non posso venire con bici, qua adesso è scuola. E basta questo momento. In paese la loro presenza, ma anche la situazione in cui si sono ritrovati, è stata subito evidente. Da giovedì sera hanno iniziato, penso, dei ragazzi indiani e dopodiché ieri hanno iniziato nordafricani e altri non so di che nazionalità. Ecco, quindi li vedete andare su e giù? Sì. Ecco, vengono anche qua al bar? Sì, no, per quello anche consumano, poverini. Vengono a farci aiutare praticamente. Dai garage spuntano i cavi dei generatori che la cooperativa di Carbonera, che ha in appalto il servizio, ha fatto portare d'urgenza, anche se il tempo per fare le cose con calma ci sarebbe stato, visto che da mesi si sapeva che l'immobile sarebbe tornato a ospitare richiedenti asilo. L'Enel ha ritardato per motivi che non conosciamo, tecnici loro, leggermente in avanti l'attivazione delle forniture di luce e gas. E anche a causa del festivo che era il primo giorno dell'accoglienza. E abbiamo sollecitato e da oggi pomeriggio la luce è arrivata e dalla settimana prossima, da lunedì, attendiamo il tecnico per il gas. Nel frattempo si è cercato di tamponare con generatori e coperte in più. Anche la Caritas si è messa a disposizione, ma non abbiamo usufruito perché non c'è stato necessitato. Nel caso in cui si fosse prolungato per caso questo problema, abbiamo avuto l'assistenza della Caritas che ci supporta, insomma. Ed ora torniamo alla cronaca di ieri con le case visitate dai ladri. Oggi la risposta delle istituzioni con il prefetto e il sindaco di Treviso. Vorrei sapere se si può agire un pochino come prevenzione individuare da dove parte tutta sta marea di furti, perché io non mi sento sicura sinceramente. Una richiesta chiara alle istituzioni da una delle tante vittime di furti in casa. A lei è toccato l'altra sera, casa al soqquadro e alcuni oggetti ricordo in oro spariti. Ma individuare i responsabili non è l'unica richiesta. E poi vedere anche, non so, di presidiare un po' di più, non lo so, adesso vedremo, faremo anche una riunione di condominio, vedremo cosa si può fare perché siamo preoccupati, insomma. E soprattutto a questa preoccupazione che ha voluto rispondere oggi il prefetto. Sono state disposte intensificazioni di servizi anche con dei servizi mirati da parte delle forze dell'ordine, in particolare dei carabinieri. Chiaramente i risultati non vengono subito, statisticamente questo è il periodo in cui c'è una recrudescenza dei furti. Più presenza è stata anche la richiesta del vicino di casa della 91enne visitata dai ladri mentre era a letto. Questi episodi sicuramente lasciano il segno. Se qualche presenza maggiore delle forze dell'ordine ci aiuterebbe a stare più tranquilli. Dal sindaco, oltre alla solidarietà, l'annuncio di fatti concreti. Anche nell'ultima giunta sono stati deliberati altri 106.000 euro per le videocamere di sorveglianza e per esempio in occasione della festa di Halloween abbiamo intensificato i controlli nel territorio mettendo in strada 4 pattuglie che hanno pattugliato tutto il territorio. Fondamentale per tutti il controllo del vicinato. Abbiamo visto che i sindaci hanno molto a cuore questa problematica, ovviamente parecchi comuni che prima non l'avevano fatto stanno aderendo al famoso protocollo. Prefetto che proprio sul controllo di vicinato prende come esempio il condomino che a Fiera ha soccorso la 91enne. Speriamo che non debbano essere questi gli eventi per cui ci si riappropria un po' di questo sentimento, no? Di avere cura di chi ci sta vicino. Ed ora a Conegliano, dove tra il 31 ottobre e il 1 novembre sono stati effettuati dai carabinieri dei controlli mirati in strada e nei locali.
Il gestore di una nota osteria del centro di Conegliano, un 60enne denunciato a piede libero per violazione delle norme sanitarie. Alimenti mal conservati, secondo i carabinieri del NAS, che insieme ai colleghi della compagnia di Conegliano hanno messo in atto tra la serata del 31, Halloween e il 1 novembre una serie di controlli straordinari per garantire un ponte festivo tranquillo anche in chi andava a trascorrere la serata o il pranzo nei locali. Abbiamo predisposto una serie di mirati controlli sia per quanto riguarda gli utenti della strada sia per i cittadini che intendevano festeggiare Halloween e il primo giorno di novembre festivo in compagnia. Abbiamo effettuato una serie di controlli, riuscendo a controllare quasi 90 persone. A seguito poi dei controlli effettuati nei vari località della compagnia, in particolare in certi locali, abbiamo dovuto sanzionare, non noi ma i colleghi del NAS, comportamenti non corretti da parte dei gestori che hanno comportato un'elevazione di 8 sanzioni amministrative per una sanzione complessiva di 5.000 euro. Ma a Conegliano si registra anche un altro dato, il più 20% di arresti in flagranza nei primi 10 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2018. Questo è dovuto al fatto che abbiamo implementato le attività di controllo esterno sul territorio con più pattuglie presenti in quasi tutti gli orari della giornata. Questo anche proprio per contrastare questo senso di insicurezza che possono avere i cittadini. Esattamente, senso di insicurezza che purtroppo si trasmette anche attraverso i social, ma che nella realtà dei fatti quotidiana che vedo e vivo anche da cittadino non verifico nella realtà. Banditi in azione la scorsa notte a Cordignano, fatto esplodere il bancomat nella centralissima piazza del paese. Abbiamo sentito un botto e poi ci siamo affacciati dalla casa qua vicino e anche altri vicini si sono poi affacciati e sono arrivati in piazza. Residenti svegliati di soprassalto nel cuore della notte da un forte boato e scesi in strada per capire cosa fosse successo e quanto accaduto intorno alle 4 nella centralissima piazza Italia a Cordignano. Banditi in azione, nel mirino il bancomat della Banca Popolare di Verona. Forse utilizzando una particolare miscela, la banda ha fatto esplodere la cassa continua, pochi secondi necessari però ad agguantare il denaro. Abbiamo visto una macchina nera parcheggiata di fronte alla banca. Una macchina nera, probabilmente un BMW basso. Abbiamo visto delle persone tutte coperte, vestite di nero, probabilmente anche con passamontagna, di fronte alla banca che si muovevano, anche uno forse con un estintore che ha fatto un po' di fumo e altre 2 persone che caricavano qualcosa in macchina. Una scena da film di fronte agli occhi increduli e spaventati dei cittadini. I banditi sono poi fuggiti a tutta velocità con i fari spenti. Ingente la somma che sarebbero riusciti a portare via ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro. Immediato l'intervento dei carabinieri che stanno conducendo le indagini e che dovranno anche chiarire se la banda sia la stessa che qualche ora più tardi a Caneva ha tentato di far saltare il postamat senza però riuscirci. Spacciavano marijuana a giovani e anche minorenni, arrestata dai carabinieri di Castelfranco una coppia. Li tenevano da tempo sotto controllo e dopo un'indagine articolata da parte dei carabinieri di Castelfranco sono scattate le manette per 2 giovani. Si tratta di un 24enne di Fontaniva e di una 22enne di Galliera Veneta. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dalla Procura di Padova. Dagli accertamenti dei militari dell'Arma è emerso che i 2 arrestati hanno venduto marijuana a giovanissimi assuntori, anche minorenni, tra l'anno 2016 ed il mese di febbraio scorso, in prossimità di luoghi di aggregazione giovanile e parchi pubblici. I 2 giravano fra i comuni di Cittadella, Galliera Veneta e Tezze sul Brenta. L'uomo è stato associato al carcere di Padova, mentre la donna a quello di Venezia. Questa sera dalle 21:15 appuntamento imperdibile su Antenna 3 con il documentario Veneto in ginocchio prodotto dalla nostra emittente. Non faccio parlare. È una disperazione, il partito che... Vaia, 4 lettere che racchiudono la furia della natura, la devastazione del vento e della pioggia. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Dal veneziano al bellunese, dal trevigiano al vicentino furono ore, giorni drammatici per il Veneto in ginocchio dopo la devastazione. Il livello storico dell'acqua alta Venezia, la piena del Piave che invase strade e abitazioni, interi boschi cancellati e una montagna che non sarà più la stessa. Ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua.
Vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 220. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Il vento forte sta abbattendo moltissime piante in montagna. Non sapevi se erano ancora vivi, se era un capitolo c'era ancora, se il municipio era stato portato via. Antenna 3 in quelle giornate, a cavallo tra fine ottobre e novembre, andò in onda quasi ininterrottamente per informare i cittadini sull'evoluzione della situazione. Ora le voci, i suoni, le immagini, un anno dopo il passaggio di Vaia, sono state raccolte nel documentario Veneto in ginocchio, prodotto dalla nostra emittente, in onda stasera dalle 21:15. Ed ora ci spostiamo a Macerata, dove continua a far discutere la decisione dell'amministrazione comunale di togliere la scritta Città per la Pace, che appare sotto i cartelli d'ingresso del comune. Era inevitabile che la decisione dell'amministrazione comunale di Macerata di eliminare la scritta Città per la Pace, che da quasi 17 anni appare sotto ai cartelli d'ingresso al comune, avrebbe scatenato un'accesa discussione, e non solo a livello politico. Perché anche tra i cittadini ci si chiede il perché di tutto questo, che è il risultato della recessione da parte della Giunta dall'adesione al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace. Se il vice sindaco Antonella Pellizzardi parla di una provocazione, chiedendo se nelle città dove la scritta in questione non appare non siano anch'esse per la pace, dall'altra gran parte dei suoi concittadini sembra non condividere la scelta dell'amministrazione. A chi dà fastidio? Perché gli una bella roba, non so. No, è meglio, dai, è meglio lasciarlo là, dato che là non è vero. Sarebbe peccato, almeno secondo me, Città per la Pace. C'è anche chi commenta la vicenda con ironia. Perché c'è guerra adesso? Perché devono toglierla? Che fastidio gli dà? E poi c'è chi invece preferisce la sostanza alla forma. L'importante è che ci sia la pace, anche se non viene scritta. Interessante è che sia pace. Dopo a Tabea si può pensare che un'altra volta la pace è pace. Se besticemo anche per una Tabea scritta, allora finirà pace, scritta o non scritta. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Nei piccoli comuni i servizi post delle poste saranno gratis, è una delle novità emerse a Roma durante l'incontro annuo di Poste Italiane con i piccoli comuni, centinaia gli amministratori del nord-est, tanti da Treviso. Nel 2019 Poste Italiane ha realizzato nel trevigiano 98 interventi, tra questi 34 uffici postali con wifi gratuito, 16 uffici postali con un nuovo sistema di videosorveglianza, 3 uffici postali senza barriere architettoniche, 43 cassette sostituite, su tutti l'impegno che nessun ufficio sarà chiuso. 1. Continuiamo a non chiudere nessun ufficio postale nei piccoli comuni. 2. Continueremo ad installare nuovi postamat su richiesta dei comuni. 3. Prosegue l'impegno nell'attivare il servizio di tesoreria. Sono questi i 3 impegni principali che l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante si è preso di fronte a 4.000 sindaci provenienti da tutta Italia, centinaia dal nord-est, tutti i municipi sotto i 5.000 abitanti, da Gavello nel Polesine al bellunese Seren del Grappa, passando per il più piccolo Laghi nel Vicentino con i suoi 129 abitanti. Un presidio fondamentale, quello delle poste, più volte messo in discussione. Lo stesso Del Fante non lo nega, fino a 2 anni fa le prospettive erano diverse. Si parlava di 1.200, 1.400 comuni ai quali sarebbe stato chiuso l'ufficio postale, e quindi appena arrivato mi sono dovuto occupare di guardare nomi di tante realtà che magari sono qua in sala, sicuramente sono qua in sala, e decidere se chiudere o non chiudere. E davanti ai primi cittadini il premier Giuseppe Conte ha annunciato un tavolo permanente proprio con gli enti locali. Abbiamo un tavolo che si aprirà il 7 novembre, in prospettiva, in coincidenza con la manovra, sarà aperto sino a fine manovra, con tutti gli enti locali presso il Ministero degli Affari Regionali per coordinarci meglio, per raccogliere le vostre istanze. Cerimonie questa mattina al cimitero di San Lazzaro per i caduti di tutte le guerre, tra questi anche ricordo per gli esuli Giuliano Dalmati e gli infoibati.
dona conforto a noi, figli di coloro che si trovano in tutte le foibe di tutta questa nostra triste terra. Il ricordo degli infoibati, ma anche dei tanti esuli dall'Istria e della Dalmazia che ora riposano nella terra trevigiana. Questo forse è il momento più toccante della mattinata di cerimonia all'interno del cimitero maggiore di San Lazzaro. Il primo saluto è stato al monumento dedicato ai partigiani e volontari della libertà, dove forte è stato il passaggio contro la guerra da parte del cappellano militare. È insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Poi il corteo, con davanti il prefetto e il sindaco sotto una pioggia battente, si è spostato al monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, ricordati con le note del silenzio. Dopo un ricordo ai caduti della Grande Guerra, il corteo si è spostato davanti alla stele dedicata ai caduti in volo, con la preghiera dell'aviatore. Per portare ovunque tu doni la luce, l'amore, la bandiera e la gloria d'Italia e di Roma. In occasione delle celebrazioni per il 4 novembre in piazza Borsa a Treviso è stato allestito uno spazio che ripercorre la storia dell'Arma dei Carabinieri attraverso le divise storiche. Una vetrina allestita in piazza Borsa, a Treviso, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Uno spazio nel quale i cittadini potranno scoprire qualcosa in più dell'Arma dei Carabinieri. Un modo, ci dice il comandante della stazione di Treviso, il luogotenente Fantini, per far sentire ancora di più la presenza e la vicinanza dei militari sul territorio. Abbiamo deciso di allestire un angolo qua nella città di Treviso, dove abbiamo messo tre uniformi che raccontano la storia dell'Arma dal 1800 ai giorni nostri. La storia dell'Arma dei Carabinieri raccontata attraverso 3 uniformi storiche, equipaggiamenti e oggetti originali dell'epoca di riferimento. La prima perché racconta l'unità d'Italia, la seconda divisa in grigio-verde è quella che utilizzata durante il primo conflitto mondiale, che qua è molto sentita. La terza divisa è quella che viene utilizzata nei servizi di ordine pubblico, tra cui anche nelle missioni internazionali, tra le quali quella di Nassiriya. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Prendere lezione e guardare avanti, perché ogni occasione per fare memoria costruisce il sentiero del miglioramento. Così oggi a Belluno il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, durante l'incontro istituzionale organizzato a un anno dalla tempesta Vaia. Credo che venire qui nel ricordo di quanto è successo, legato anche ai cambiamenti climatici e a tutte le trasformazioni che stiamo vedendo nel nostro mondo, possa essere un segno molto forte, insomma, oltre che un gesto anche di solidarietà e di vicinanza alla mia gente e alla mia terra. Puntuale alle 10 il segretario di Stato Vaticano varca l'ingresso del Teatro Comunale di Belluno, dove ad attenderlo ci sono i massimi rappresentanti istituzionali. Il cardinale Pietro Parolin, accompagnato dal vescovo di Belluno Feltre, è accolto dal sindaco di Belluno, dal presidente della provincia, dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin. A un anno dal passaggio di Vaia non si sono certo esauriti la spinta emotiva e il confronto che ancora oggi animano il dibattito sull'origine della tempesta e sul cambiamento climatico, dice Massaro, e alle sue parole si aggiungono i grazie espressi dal presidente della provincia Padrin, soprattutto per la grande solidarietà ricevuta da questa terra, e rivolgendosi al cardinale Parolin dice: la sua vicinanza è un dono prezioso. L'assessore Bottacin ricorda le primissime parole del capo nazionale del Dipartimento di Protezione Civile Borrelli, che evocando un'immagine biblica disse: qui uno scenario apocalittico. Ed è il video realizzato dal team del Centro Servizi Volontariato di Belluno a fissare con immagini e testimonianze la devastazione causata da Vaia. Guardare avanti e prendere lezione da quanto è avvenuto per poter migliorare e svilupparsi. E non ci sono due crisi separate, una ambientale e l'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. È fondamentale cercare soluzioni integrali che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali.
Parolin si sofferma sul clima, che è un bene comune, e preservarlo è una sfida per la comunità, sulla cultura della cura contrapposta a quella del degrado e sulla crisi ecologica che impone universalmente un cambio di rotta. Vorrei concludere con una citazione di Papa Francesco. Vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale di un'esistenza virtuosa. Anche la tempesta Vaia ci indica che essere custodi dell'opera di Dio richiama un nostro rinnovato impegno personale e collettivo nella costruzione di quell'orizzonte di senso del cambio di rotta di cui abbiamo tanto bisogno. A margine dell'incontro al Comunale, la sindaca di Auronzo ha sollecitato ancora una volta l'intervento del Vaticano affinché l'Istituto Pio XII di Misurina non chiuda i battenti. Può essere magari un coinvolgimento del Bambino Gesù di Roma, perché fa parte della rete di Misurina. Credo che hanno già degli accordi, hanno una convenzione. Delle collaborazioni con il Bambino Però sono Gesù. solo 20-25 bambini che vengono inviati ogni anno, sono pochi. Quindi... Non lo so, vabbè, su questo si può vedere. Io già mi sono speso per Misurina, continuerò a spendermi. Sul futuro dell'Istituto Pio XII di Misurina, la prima cittadina di Auronzo non molla la presa, nonostante la recente conferma del contributo regionale di 1.200.000 euro per i prossimi 3 anni. L'Opera Diocesana di Parma, che dell'istituto è proprietaria, non ha ancora revocato la decisione di chiudere il prossimo 31 dicembre e perciò i contatti e le relazioni sono ancora fondamentali per scongiurare l'epilogo già scritto. Al segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, Tatiana Paes-Becker ha consegnato una missiva. Io mi sono fatta portavoce di tutte le preoccupazioni dei genitori soprattutto, ma anche dei dipendenti, perché non è sufficiente che la Regione abbia stanziato 1.200.000 euro per il triennio, è necessario adesso davvero che i pediatri mandino i bambini a Misurina per cercare di mantenere aperto l'istituto. Un appello rinnovato e accorato quello della sindaca, che al cardinale Parolin ha chiesto un intervento anche attraverso il Bambino Gesù di Roma. Sul caso Misurina incombono come macigni le parole della direttrice Elena Cardinali, che in questi mesi ha portato avanti la trattativa fianco a fianco con il presidente della regione Luca Zaia. Non è stata revocata la data della chiusura e anche i genitori sono molto preoccupati e mi hanno chiesto un incontro proprio per la settimana prossima. Voltiamo pagina. Zoccola, una sola parola su Facebook non censurata nel post a commento di un articolo sulla polemica inerente al voto di qualche giorno fa al Senato sulla commissione antirazzismo destinataria alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Autore del post il consigliere comunale di minoranza ed ex candidato sindaco di Santo Stefano di Cadore Roger De Bernardin. Tanto è bastato a scatenare l'ira dei deputati di Fratelli d'Italia Luca De Carlo e Marco Snato. Il primo ha già attivato il prefetto di Belluno inviandogli lo screenshot del post perché mette in atto quanto di sua competenza, annuncia De Carlo, mentre il collega Osnato ne chiede le dimissioni. Chi si comporta in questo modo, scrivono i parlamentari, non può sedere in Consiglio Comunale, è un comportamento scandaloso, reiterato, intollerabile per un rappresentante istituzionale. Siamo arrivati al termine, vi ricordo ancora una volta questa sera a 21:15 il documentario Veneto in ginocchio. Questo è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona domenica. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. La perturbazione insiste sul nostro territorio e nella giornata di domenica sarà ancora più intensa. Vediamo dunque il dettaglio del 3 novembre. Sul Veneto generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e anche forti, specie sui settori montuosi. Migliorerà poi in nottata. Temperature in lieve aumento grazie ai venti di scirocco che soffieranno anche con una certa intensità. Valori minimi tra 8 e 11 gradi, massimi tra 12 e 17 gradi. Sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, non cambia infatti la situazione, avremo precipitazioni ovunque e sarà alto il rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 19 gradi. Non andrà meglio sul Trentino Alto Adige con rovesci e temporali come vediamo su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime comprese invece tra 12 e 13 gradi circa.
Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.